cuore delle Alpi, un gruppo di fortezze austriache rappresenta l'asse principale della Via Imperialis. Ad essa si collega il percorso che, salendo la valle del Piave, già nel XV secolo veniva indicato come Strada Regia. Qui passarono per secoli i collegamenti tra mondo tedesco, Italia e Mediterraneo. Il progetto Via Imperialis intende valorizzare le comuni matrici culturali transfrontaliere di quest'area alpina, bellunese, tirolese, salisburghese e carinziana. Il percorso austriaco della Via Imperialis si snoda dall'abbazia benedettina di St. Paul nella valle del Lavant in Carinzia. Fondata nel 1091, l'abbazia è oggi un centro di spiritualità e di cultura. All'interno del grande complesso barocco, l'antica chiesa romanica del XII secolo brilla per la sua bellezza e per gli splendidi affreschi della volta, opera dei maestri sudtirolesi Friedrich e Michael Pacher. Per la quantità di tesori contenuti, St. Paul è stata definita il forziere della Carinzia. Le antiche sale di rappresentanza accolgono oggi il museo dell'abbazia. Sono esposti paramenti sacri di varie epoche e preziosissimi esemplari di oreficeria, pastorali, croci, ostensori e reliquiari. Non mancano manoscritti e codici miniati, una collezione di 30.000 monete e medaglie e una galleria di dipinti con opere di Rubens, Van Dyck, Leonardo e Kremscher-Schmidt. La grande mostra sulla Cina porta il visitatore sulle orme del celebre viaggiatore veneziano Marco Polo. Lungo la fascinosa via della seta, frequentata da mercanti che trasportano merci preziose, si arriva alle meraviglie dell'impero e della corte del Gran Khan. La ricca biblioteca documenta la plurisecolare evoluzione dell'arte della scrittura e della stampa. Conserva il più antico volume dell'Austria e la prima opera a stampa di Giovanni Gutenberg. Nella migliore tradizione benedettina sono a disposizione dei visitatori un ristorante e un'enoteca con distillati e grappe prodotti in proprio. Con una deviazione nella parte meridionale del Salisburghese si raggiunge il possente castello di Mauntendorf, una armoniosa costruzione medievale del XIII secolo posta in posizione scenografica ai piedi dei Monti Tauri. Fu costruito dagli arcivescovi principi di Salisburgo con funzione di residenza estiva. Venne ampliata nelle forme attuali nel XVI secolo. Una grande festa popolare in costume medievale rievoca ogni anno nel mese di giugno la storia del castello e coinvolge l'intera popolazione di Mauntendorf, riportando indietro nel tempo ogni angolo e ogni strada della cittadina. Le sale interne
Sono oggi disponibili per convegni, incontri culturali, matrimoni, concerti e spettacoli. La vera emozione è però la possibilità di rivivere il passato con la mostra Voglia di Medioevo, un viaggio per adulti e bambini nella vita del castello alla fine del XV secolo. Nei 6 piani su cui si sviluppa la grande torre fortificata vengono rappresentate altrettante scene di vita quotidiana nel castello, proprio come si svolgeva allora. Nel piano nobile va in scena invece la vita di corte. Stanze e ambienti sono arredati come se il tempo si fosse fermato. Per i buongustai, infine, l'Osteria del Castello offre la possibilità di assaporare un menù a base di ricette e pietanze medievali. Ultima tappa austriaca è il castello di Kufstein, in Tirolo. È costruito su uno sperone roccioso di forma allungata, da cui domina la valle il corso dell'Inn. Citato nel 1205 con il nome di Castrum Kufstein, controllava l'accesso dalla vicina Baviera. All'inizio del Cinquecento l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo ne comprese l'importanza strategica e gli diede l'aspetto attuale facendone una temibile fortezza. Al XVI secolo risale anche il suggestivo percorso scavato nella roccia che permette la comunicazione sotterranea. La torre imperiale, terminata nel 1522, aveva mura larghe da 4 a 7 metri e mezzo. Nel XIX secolo, persa ogni funzione militare, divenne prigione, in un primo tempo per i detenuti politici di ogni parte dell'impero, dal 1865 solo per i criminali comuni, tra cui il famoso bandito Rozza Sandor. Si sale alla fortezza con la cabina panoramica Imperatore Massimiliano, da cui si gode una vista meravigliosa su Kufstein. Top City, la società che gestisce il castello, offre un'atmosfera accogliente a tutti i visitatori. L'area della vecchia caserma è oggi un ambiente ideale per manifestazioni e cerimonie di ogni genere. Particolarmente suggestive sono le cene nell'atmosfera medievale ricostruita nelle antiche sale. Una delle principali attrattive per chi ama la cultura è il Museo regionale di storia locale, archeologia e storia naturale allestito nelle sale barocche. Nel bastione Caroli sono esposte le sculture in bronzo sull'arte della danza dell'artista Meta Metting von Ellenberger. In paese si può ammirare la secolare arte della lavorazione a mano del vetro fatta da esperti maestri vetrai. Nella torre civica sono collocate le canne dell'Organo degli Eroi, il primo organo all'aria aperta del mondo, costruito nel 1931 e dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Dotato di oltre 4.000 canne, viene suonato ogni giorno alle 12 e in luglio e agosto anche alle 18 per un pubblico di ascoltatori incuriositi e attenti. Nella torre viene anche illustrata l'origine dell'organo, la storia dei cacciatori imperiali tirolesi e quella degli Schützen tirolesi del distretto di Kufstein. Il castello di Andraz, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, era il maniero fortificato più a sud del Tirolo. Costruito su uno sperone di roccia, sorgeva in prossimità dell'antico percorso della strada regia che collegava l'Adriatico e la pianura veneta a Dobbiaco. Gli imponenti resti sono stati recentemente salvati da un intervento realizzato con tecniche e materiali innovativi.
La sua origine incerta si perde nel cuore del Medioevo, che evoca quanti salgono verso il Passo Falzarego lungo la grande strada delle Dolomiti. Nota invece è l'origine del castello di Zumelle, una stazione difensiva e di avvistamento su un antico percorso romano, divenuta poi castello in età medievale, rafforzato sotto la signoria dei Da Camino. La fiera della Perdonanza, che si svolge ancora oggi ogni anno in estate, è quanto rimane di un'antica festa religiosa del XIV secolo. Come ovunque in Europa, anche qui il Medioevo fu epoca di profonda spiritualità, sublimata dalle forme dell'esperienza artistica. Il santuario romanico dei Santi Vittore e Corona ad Anzù, un tempo parte della chiusa posta a difesa di Feltre, ne è l'esempio locale più importante. Non vanno però trascurate piccole chiese di montagna come la chiesa gotica di San Nicolò di Comelico, con l'abside splendidamente dipinta da Gianfrancesco da Tolmezzo nella seconda metà del Quattrocento. La cappella di Sant'Orsola a Vigo di Cadore, un autentico gioiello artistico, affrescata nella metà del XIV secolo con la leggenda di Sant'Orsola ed eretta a ricordo di un importante marigo a servizio dei Caminesi. Città e centri storici sono il prodotto principale dell'età rinascimentale, quando ormai l'intero territorio bellunese è entrato nell'orbita politica della Repubblica di Venezia. Il centro storico di Belluno è uno scrigno di opere d'arte. Si resta ammirati di fronte all'eleganza del Palazzo dei Rettori veneziani della metà del Cinquecento. Come pure di fronte al campanile barocco del Duomo, opera di Filippo Juvarra intorno alla metà del Settecento. Qui, come in tutto il bellunese, una tappa è d'obbligo per assaporare prodotti e piatti tipici locali. Altrettanto affascinante è Feltre, città di origine romana, costruita sopra un colle. L'impianto architettonico degli edifici entro le mura veneziane è tipicamente cinquecentesco. Ampia e scenografica è Piazza Maggiore, su cui si affacciano il Palazzo Pretorio e il Palazzo della Ragione. Pieve di Cadore conserva la casa natale di Tiziano Vecellio e il palazzo della magnifica comunità del Cadore della fine del XV secolo.
Prima di entrare nei domini della Serenissima, era stata per 3 secoli feudo della potente famiglia da Camino, che aveva riconosciuto i diritti della popolazione locale con la proclamazione degli Statuti Cadorini nel 1235. Una mostra di costumi d'epoca e di armi ha recentemente riproposto il fascino di quella stagione storica. Pieve è anche il centro del distretto produttivo dell'Occhiale. I musei dell'Occhiale di Pieve e di Agordo testimoniano il radicamento di questa attività tra le Dolomiti. Fuori dai centri principali, la civiltà veneziana si manifesta con un notevole numero di ville venete, dimore aristocratiche, ma anche centri di produzione agricola, per la maggior parte costruite tra il XVII e il XVIII secolo. Le più note sono in Valbelluna. Villa Miari Fulcis è un imponente complesso architettonico funzionale alla vastissima proprietà agricola annessa. Villa Fulcis Montalban, elegante e ben visibile dalla strada principale, è una delle più belle tra le 142 ville della provincia di Belluno. Villa Pagani Gaggia vive immersa in uno splendido parco dotato di labirinto e ornato da un giardino all'italiana. Villa Pasole Berton, costruita probabilmente sui resti del castello di Pedavena, ospitava nel XVII secolo gli incontri letterari dell'Accademia degli Erranti. Ad Agordo, Villa Crotta dei Manzoni appartenne a facoltose famiglie concessionarie dei diritti di estrazione mineraria dalle vicine miniere della Val Imperina, rimaste in attività per quasi un millennio e definitivamente chiuse nel 1962. A San Pietro di Cadore, in Comelico, Villa Poli de Poi fu costruita nel 1664, quando la famiglia Poli, una delle più illustri del territorio, fu inserita nel patriziato veneziano. È la più a nord delle ville venete, adattata ormai nelle forme alle esigenze della montagna, attribuita al celebre architetto veneziano Baldassarre Longhena e ornata all'interno da affreschi di argomento storico e mitologico. Nella seconda metà dell'Ottocento, le Dolomiti diventano sorvegliata frontiera tra l'impero austriaco e il Regno d'Italia. Forti con finalità difensiva, sorgono su diverse vette da entrambe le parti. Forte Tre Sassi era un baluardo austriaco per la difesa della Valparola e della Valbadia. Oggi è un museo ed espone reperti italiani e austriaci della Grande Guerra 1915-1918. Dalle sue ferritoie si ammira la cima e il ghiacciaio della Marmolada. Il forte di Monterite era il più moderno forte italiano a difesa del Cadore. Da alcuni anni è stato ristrutturato in Museo della Montagna dall'alpinista Reinhold Messner.
Il Museo delle Nuvole, questo è il suo nome, apre lo sguardo su incantevoli vallate e splendide cime dolomitiche. Ai suoi piedi, l'abitato di Cibiana è noto per i variopinti murales che ornano molte case del paese. Cortina d'Ampezzo, elegantemente distesa nella conca ampezzana, presenta nel Museo delle Regole interessanti raccolte geologiche, mineralogiche e di testimonianze della tradizione locale. L'Ottocento arricchisce il bellunese di pregevoli edifici signorili che rimarranno legati alla cultura e alla storia italiana più recente. Villa Buzzati Traverso, in prossimità del capoluogo, è una tra le più belle dimore di villeggiatura in stile romantico. Appartenne allo scrittore Dino Buzzati e conserva lo studio del grande romanziere che qui nacque e che qui trascorreva il suo riposo estivo. La villeggiatura dei Savoia in Cadore sul finire del secolo rese celebre Villa Lazzaris a Perarolo, un vasto complesso con decorazioni di gusto romantico che ospitò la regina Margherita e il figlio Vittorio Emanuele. Come pure il Grand Hotel Savoia di Misurina, oggi Istituto Pio XII, dove la regina Margherita si ritirò dopo l'assassinio del marito Umberto I nel 1900. Le sue sale Liberty, che conservano affreschi e decori dell'epoca, erano frequentate in quegli anni dall'aristocrazia di mezza Europa. Qui, sulle sponde del suggestivo lago ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, allora come oggi, si ammirava uno dei più affascinanti paesaggi naturali di ogni latitudine che solo le Dolomiti sono state capaci di donare all'umanità. Dalla strada regia alla via Imperialis. Queste e molte altre sono le bellezze che cultura, arte e natura consentono di ammirare lungo un percorso ricco di splendide e affascinanti testimonianze di un passato comune.